Io voglio solo ricordare tutte le persone che hanno perso la vita. Noi siamo una regione che è stata toccata duramente. Ce ne sono andati quelli che hanno fatto grande questo Veneto. Ognuno di noi lo può ricordare anche semplicemente rispettando le regole. Perché il rispetto delle regole ci limita l'infezione. Un minuto di silenzio osservato dall'intera sala stampa di Marghera in ricordo delle vittime del Covid nella giornata nazionale indetta oggi 18 marzo. Un tributo a chi in questo anno di pandemia ha perso la vita a causa del coronavirus che continua a circolare a 12 mesi di distanza nelle nostre comunità. Lo dicono i dati dei nuovi positivi registrati, ma lo spiega anche la situazione ospedaliera. Dove noi abbiamo una percentuale di pazienti in rianimazione leggermente superiore alla media nazionale. La media nazionale è 10-11, noi siamo a 13. 13% dei malati in Veneto è in rianimazione. Noi in provincia di Padova abbiamo un dato che dice 25. Al momento la situazione non rende necessario un blocco delle prestazioni ospedaliere, con il Veneto che dal punto di vista di organizzazione nei nosocomi è ancora in fascia 3, salvo alcune realtà. Padova è molto vicina sulla terapia intensiva. Sul fronte vaccinazioni al momento per quanto riguarda gli ultraottantenni sono state coinvolte le classi 1941, 40, 39 e 29. Le altre coorti saranno convocate per fasce d'età in base alle dosi a disposizione. Per ora, ha spiegato il direttore Flori, i vaccini di Pfizer e Moderna in magazzino verranno impiegati per i richiami. Da oggi fino a martedì prossimo noi facciamo circa 4.500 persone al giorno come prima dose. Sarà riservata a ultraottantenni e pazienti fragilissimi. Ieri intanto è terminata la vaccinazione dei pazienti affetti da fibrosi cistica. Si attendono adesso le prossime previste forniture di dosi per dare un'accelerata alla campagna vaccinale per gli ultraottantenni e le categorie fragili. Vediamo se questo sabato prossimo ci arrivano 30.000 Moderna. Martedì dovrebbero arrivarci 83.000 Pfizer. Il martedì successivo avremo di nuovo 56.100 Pfizer. Da aprile avremo 120.000 Pfizer a settimana. Al momento sono 130.000 gli ultraottantenni vaccinati, poco più di 200.000 quelli che mancano all'appello. Con questi numeri la prima settimana di aprile dovremo almeno la prima dose completare di ultraottantenni.